crostata di crema pasticcera al limone è una crostata freschissima, buonissima e molto facile da realizzare. In questo video faremo vedere come farla semplicemente con le nostre mani, senza aiuto di planetaria e nessun utensile particolare. Andiamo a realizzare questa crema pasticcera al gusto di limone, ovviamente limoni rigorosamente naturali e biologici, perché andiamo a ricavare con la buccia del succo interno questo grande aroma limone naturale. Infine andremo a decorare sempre semplicemente con il limone naturale e anche la sua foglia. Volevo ringraziare sempre tutti coloro che mi fanno una donazione. Vi ricordo che sotto alla descrizione, insieme alla ricetta, c'è il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante. Andiamo a fare questa bellissima crostata. Allora, per la ricetta vi ricordo che la troverete sotto il video nella descrizione. Abbiamo 400 g di farina per la pasta frolla, farina 00, 160 g di zucchero semolato, 160 g di burro a pezzetti o margarina, un uovo 50 g, un cucchiaino di lievito per dolci e 30 g di acqua. Abbiamo un limone intero che ci servirà l'interno, il succo per la crema, e l'esterno lo useremo sia per la crema grattugiato e sia per la pasta frolla. La foglia non la buttate, che ci servirà. Abbiamo 500 ml di latte per la crema pasticcera, 250 g di zucchero semolato, 100 g di farina 00, 3 tuorli d'uovo circa 70 g, mezza bustina di vanillina e abbiamo un classico ruoto da pastiera. Io ho usato questo perché mi trovavo questo, comunque di centimetri 28, qualsiasi teglia di centimetri 28, magari non troppo alta. E poi abbiamo, ovviamente è facoltativo, la gelatina per esterna, questa qua, che già troverete come si usa sul retro della busta. La prima cosa, andiamo a fare la crema pasticcera. Andiamo a riscaldare il latte in modo tale da agevolare la cottura. Andiamo a riscaldare completamente il latte, mentre in una terrina a parte mettiamo tutto lo zucchero, farina e iniziamo a fare una mescolata, diciamo, con la cucchiaia di legno. A questo punto, fatto ciò, inseriamo i tuorli e creiamo la classica pastella. Inseriamo tutti i tuorli, amalgamando per bene i tuorli in zucchero e farina già mescolati precedentemente. Poi ci aiutiamo con un goccio di latte una volta che è arrivato a temperatura. Ecco, vedete, ho preparato anche la frusta a mano. Mettiamo giusto una piccola parte di latte per agevolare l'amalgamarsi, diciamo, di questi ingredienti, cioè tuorlo, zucchero e farina precedentemente già mescolati. Se in questo passaggio ci sono problemi, che si sono creati, diciamo, dei piccoli grumi, non fa niente, perché poi dopo, quando inseriamo totalmente il latte, lo portiamo prima di portarlo sul fuoco, comunque passeremo il frullatore a immersione all'interno, quindi andremo a distruggere tutte le particelle se si sono create. Ecco, a questo punto inseriamo un'altra piccola quantità di latte in modo tale da agevolare, diciamo, la cremosità del composto, per poi essere messo direttamente nel latte. Altrimenti, se mettiamo un impasto troppo duro all'interno del restante latte, dopo è difficile che si amalgama per bene. Fatto ciò, vado ad inserire una parte di latte ancora più grande, perché oramai l'emulsione è stata fatta, quindi è difficile che si creano grossi grumi. Quindi vado a inserire questa, più o meno sarà la metà del latte che ho inserito mediamente. Vado ad amalgamare finché non si assorbe tutto il latte che ho inserito. A questo punto mi posso aiutare tranquillamente con il frustino, si amalgama ancora meglio essendo più liquido. E a questo punto inserisco il latte restante sempre bollente. Ecco qua, vado a inserire la parte che ho fatto l'emulsione,
totalmente nel latte. Diamo ancora una mescolata al tutto e passiamo sul fuoco a fiamma bassa. Se vedete che avete particolarmente grumi, adesso vi faccio vedere, passiamo il frullatore a immersione all'interno. Prima di fare ciò vado a inserire la mezza buccia di limone, quell'altra mezza ci servirà per la pasta frolla. Ecco, vedete, andiamo a battere in questo caso. Ci sta, vedete, tutto il limone in superficie. Prima di iniziare la cottura diamo un bel colpo di frullatore a immersione in modo tale da assicurarci che non ci siano grumi e piccole particelle magari mescolate male per circa un minuto e poi iniziamo con la cottura a fiamma bassa. Vi faccio vedere che è a fiamma bassissima, vedete, e proseguiamo la cottura come una classica crema pasticcera, girando di tanto in tanto senza fermarci, diciamo, per lunghe attese senza girare, perché a finire che facciamo una crema piena di grumi. Adesso vedete che la crema si è addensata gran parte. Posso usare anche il frustino, questo qua a mano, perché adesso c'è bisogno di una bella girata con il frustino che diventa tutta bella liscia e setosa. Siamo ancora a fiamma accesa, vedete, e voilà, la crema pasticcera è diventata magicamente liscia. A questo punto possiamo anche spegnere sotto la pentola, perché la crema è pronta, vedete, dà anche segni di fumo, cioè che è arrivata a 85-87 gradi, quindi è pronta e la vado a mettere prima che la crema si raffredda. In fase di raffreddamento mettiamo un pizzico di sale. Molti mi chiedono perché metto il sale nella crema. Vedete che sicuramente se assaggiate un po' di crema senza sale e poi assaggerete la crema con un pizzico di sale, vedete che ha un sapore diverso. Sempre in questo momento, in fase di raffreddamento, metto mezza bustina di vanillina, o se avete vaniglia liquida mettiamo sempre mezza fialetta e giriamo di tanto in tanto fino a completo raffreddamento. Io non cambio pentola per non sporcare troppe pentole, vi faccio vedere come fare. Quindi a totale raffreddamento vado a prendere il limone utilizzato precedentemente per mettere la buccia nella crema, vado a spremere con un classico premiagrumi, perché se diciamo, lo premiamo a mano non esce mai tutto il succo, e vado a inserire tutto il succo di un limone intero all'interno della crema. Andiamo a girare il tutto per bene e voilà, la crema è pronta. Guardate, bella liscia e ho un sapore di limone spettacolare, e la vado a mettere in un recipiente d'acciaio. In questo modo, guardate la crema come si presenta, già più solida in completo raffreddamento. E adesso andiamo a fare la pasta frolla. Andiamo a mettere il classico sistema a fontana. Io ho scelto un piano da lavoro, voi potete farla tranquillamente in qualche pentola. Centralmente, come sempre, vado a mettere burro e zucchero. Il cucchiaino di lievito in polvere. In questo passaggio potete mettere anche la mezza buccia di limone grattugiata, e l'ho messo dopo che mi ero dimenticato. In questo momento potete mettere anche la buccia del mezzo limone restante grattugiato e andiamo ad amalgamare il tutto. Creata questa cremina di burro e zucchero, vado a inserire i liquidi, l'uovo e l'acqua, e vado ad amalgamare il tutto. Vedete, ho ottenuto questa pastella che non diventi tutta andiamo crema. A amalgamare tutta la farina al suo interno, mescolando per bene il tutto, sempre come una classica pasta frolla, e poi ci aiutiamo con un tarocco o cartoncino o spatola, quello che abbiamo, per togliere tutto il restante diciamo avanzare del
della lavorazione intorno, ecco così, in questo modo, e andiamo ad asciugare l'impasto. Preferibilmente è sempre meglio prepararla almeno un'oretta prima, se non 2 ore prima, in tutte e due cose, sia la crema che la pasta frolla. Vedete, io nella parte finale ho inserito la buccia del restante mezzo limone. Voi lo potete mettere direttamente all'inizio perché io mi sono dimenticato in questo caso. E voilà, alla fine vado ad amalgamare il tutto. La pasta frolla, vedete, risulta perfetta. Ho fatto riposare giusto un minuto per lavarmi anche le mani. Ne vado a mettere in una terrina e la poniamo in frigorifero per almeno un'ora. Se riuscite a lavorarla direttamente anche molle non fa niente. Io vi consiglio di lavorarla dopo un'ora di frigorifero e voilà, dopo un'ora vado a prendere un mini matterello, la nostra teglia da 28 cm, classica, io ho usato questa da pastiera, voi potete usare qualsiasi teglia tranne quella troppo alta, altrimenti viene una crostata troppo alta e lo strato di crema troppo basso, mentre in questa qua classica da pastiera è calcolato che viene una crostata, diciamo, come vedete nel video. Vado a togliere una piccola parte per fare le strisce sopra, vado a schiacciare e con il matterello iniziamo a fare un classico cerchio, vedete, ecco qua, in questo modo, e arriviamo fino allo spessore di massimo 5 mm. Vedete, questo è lo spessore più o meno che si dovrà arrivare. Vedete, la pasta frolla è tranquillamente anche molto malleabile. Ovviamente fate sempre attenzione, se si strappa la pasta frolla rifate, diciamo, la lavorazione, altrimenti risulterà una frolla, una crostata, diciamo, con vari dislivelli. Fatto ciò, con il ruoto a fianco già pronto, la teglia pronta, vedete io non ho imburrato né oleato né infarinato, non c'è bisogno, e vado a mettere la pasta frolla al suo interno e vado a modellare per bene. Vi dicevo, non c'è bisogno di ungere, fare teglie, imburrare, se lo volete fare lo fate, ma con una pasta frolla già piena di burro e già morbida non c'è bisogno di mettere ulteriormente altri grassi sotto, in quanto la pasta frolla difficilmente si attacca al fondo di una teglia. Va bene, detto ciò, se lo volete fare comunque lo fate tranquillamente. Vado a modellare alla meglio, quando più preciso è possibile a livello di spessore, e vado a togliere l'eccesso con un coltello, la parte liscia del coltello. Alla fine per questa ricetta avanzerà giusto una pallina piccola di pasta frolla, sempre farla un po' in più che troppo poca, altrimenti non sia mai, fate un fondo un po' più spesso, vi finisce la pasta frolla nel più bello, quindi preferisco fare sempre 100 grammi in più che in meno. Vedete, le mie mani purtroppo sono bruciate sulla sinistra, quella mano sinistra è bruciata lateralmente per il lavoro, ovviamente. Vabbè, detto ciò, andiamo a bucare con la forchetta il fondo. Fatto ciò, vado a inserire tutta, vado a fare una piccola battuta, vedete come si presenta la crema pasticcera, bella, solida e liscia. Siccome era in fase di raffreddamento completo, si è andata comunque ad addensare. Vedete, vi dico sempre di usare un frustino a mano per le creme, è normale che si vanno ad addensare prima di utilizzarle. Guardate che spettacolo, una crema liscissima, bella, compatta e saporita. Vado a inserire il tutto e andiamo a livellare. Se avete una spatola come questa e in casa la fate con questa, altrimenti andiamo a usare una classica spatola da pasticceria come questa per livellare ancora meglio lo spessore. Vedete che la crostata si va a riempire più o meno la metà, forse 3/4 della teglia, ed è normale perché vi faccio vedere un trucco per la pasta frolla per renderla ondulata lateralmente. Ecco, livellata per bene la crema, la pasta frolla, vedete vado a fare con un dito, vado a mantenere lo strato e quell'altro dito scende in modo tale da creare questa ondulazione laterale, vedete, in questo modo, che poi dopo quando si andrà a cuocere e scenderà completamente il bordo
si crea questa ondulazione. Vedete, vado a pulire sempre il bordo e voilà. Faccio vedere meglio da vicino. Con un dito vado a scendere e con l'altro dito mantengo il bordo che deve rimanere alzato. Fatto ciò, vado a stendere le strisce. Vedete una pallina, diciamo questo è il restante tra residui e l'altra parte tolta da mezzo. Ho unito il tutto e vado a stendere le strisce. Sempre allo spessore massimo di 4-5 mm. L'importante è che prendiamo la larghezza del ruoto in modo tale da essere sicuri che una striscia che faremo prende completamente tutto, diciamo, il diametro del cerchio, della teglia ovviamente, e con un coltello vado a fare delle piccole striscioline tipo pastiera, un poco ancora più sottili. E vado a creare questa griglia. Parto dalla parte più stretta, cioè all'inizio del ruoto, in questo modo, e andiamo così via. Facciamo uno dietro l'altro e andiamo sempre lateralmente a combaciare con la parte esterna che abbiamo, la parte ondulata, diciamo così. Andiamo a pigiare sempre sulla parte della crema in modo tale da far rimanere le strisce ben salde. Ecco, da questa visuale faccio vedere meglio. Sono 7 strisce per ogni lato. Adesso vado a fare la parte opposta a quella che già abbiamo fatto. Ecco, in questo modo facciamo aderire bene sia sopra le strisce che stanno sotto, sia lateralmente dove ci sono le ondulazioni della pasta frolla. Vedete, fatto ciò, vado a proseguire. Vado a dare con le mani una pressione in superficie in modo tale da far aderire tutte le strisce sulla crema pasticcera, in modo tale da quando andiamo ad affettare sicuramente le strisce sono ben affondate nella crema. Vado a pulire bene il bordo dai residui di pasta frolla, altrimenti si bruceranno in anticipo e avremo quel sentore e anche quel colore di bruciato lateralmente. E andiamo a infornare a 200 gradi a forno ventilato sul centro basso, lato centro basso del forno, vedete sopra e sotto, 200 gradi forno ventilato. Vado a mettere la ventilazione, dopo che è arrivata a temperatura a 200 gradi, dopo circa 25 minuti vado a togliere la nostra crostata, vedete bella dorata, non deve essere troppo scura, altrimenti viene una crostata asciutta. Guardate che spettacolo, è pronta e facciamo raffreddare per almeno 2-3 ore. Poi uso un altro ruoto per capovolgerla e vado a mettere il piatto sotto alla crostata per girarlo ovviamente il lato dritto della crostata e voilà, la nostra crostata è pronta. Se volete facoltativamente, come io ho indicato nella ricetta, potete mettere la gelatina all'esterno. Se non vi piace la gelatina, a me piace tanto anche come viene a livello di colore, andiamo a usare quella bustina che vi ho fatto vedere prima. Ci sono le indicazioni sulla bustina come renderla gelatina, perché quella è in polvere, e vado a lucidare esternamente. Vedete, con la buccia di un altro limone vado a togliere solo la parte, diciamo, della buccia per creare la decorazione e con delle forbici vado a creare dei mini limoncini con un po' di fantasia, vado a tagliare così e vado a creare dei piccoli limoni per la decorazione.
Fatto ciò anche con la foglia ovviamente lavata e pulita, vado a creare le piccole foglioline dei limoncini. Vado a gelatinare anche sulla decorazione ovviamente per renderli sia i pezzi di limone che la foglia lucidi. E voilà, la nostra crostata è pronta, ci vediamo dopo per l'assaggio. Guardate qua, che bellissima fetta, guardate qua che spettacolo. Mm. Mm. Gusto di limone naturale, pasta frolla morbida. Mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Seguitemi sempre sui social Facebook, Instagram e TikTok. Mi raccomando, lasciate un commento qui sotto che come sempre vi risponderò a tutti. Vi ricordo di guardare sempre le schede in alto, cliccate su quelle schede che vi indirizzeranno a nuove playlist o nuovi miei video che non avete mai visto nel mio canale. Mi raccomando, cliccate sotto alla scheda, sotto la descrizione del video, che ci stanno sempre le mie ricette e anche il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacio a tutti.